benvenuti a tutti a una nuova puntata di Hotcore TV. Oggi siamo qui nella redazione di Hotcore con due ospiti molto speciali. Siete curiosi? Ci siamo. Soldi spicci, ma è lui, cioè posso provare? No, perché così sparisco io e rimanete qua voi. Mi attrae troppo, questo è bellissimo. Soldi spicci, sì. Perché vi abbiamo chiamato qui per un motivo molto particolare? Perché lui è bellissimo, dai. Sì, anche questo era uno era nella top 3, questo non era il principale, ma perché La Fruitina Sbagliata, il vostro film che è stato un caso, finalmente è arrivato su Cili, sulla piattaforma, quindi potete, chi l'ha perso al cinema può vederlo. Marzandello Gossip Time, la notizia ufficiale. Non mi dire che è quello che penso io. Ma ve lo aspettavate? Il film devo dire che è andato al di là delle nostre aspettative, il pubblico ha risposto benissimo e io sono venuto fuori veramente meglio di Brad Pitt, insomma, sì, diciamolo a chi ci ascolta. Quindi per chi ancora non abbia visto il film, non guardatelo, ma tanto per me, no? Perché c'è la rivelazione dell'anno come attore. Ma tra l'altro poi a Hollywood già si parla di money spicci, no? Sì. E ora chi glielo dice che ci siamo lasciati? Come lasciati? No, non ce l'aspettavamo ed è stata veramente una bellissima sorpresa. Anche il fatto che al cinema ci siano andati non soltanto i ragazzini che magari ci seguono sul web, ma sono andate le famiglie, sono andati i nonni, sono andati i ragazzi, quindi è stata una cosa molto trasversale e siamo veramente felici soprattutto di questo. Anche perché diciamo una cosa che non è mai, anzi, non è proprio un'equazione matematica che chi ha tanti follower e poi abbia gente al cinema, insomma, poi c'è un biglietto, c'è un altro tipo di mezzo. Sì. Noi fortunatamente devo dire che col tempo siamo riusciti ad abituare un po' il pubblico a pagare un biglietto, perché noi oltre al web facciamo tanto teatro e quindi già abbiamo abituato la gente a venire in teatro a pagare un biglietto. Io non ti sopporto più. Io studio e tu giochi. Io cresco e tu torni indietro. Io mi sto laureando e tu sei rimasto il solito immaturo. Non è vero, che cosa c'ho di maturo? Invece io volevo sapere i vostri gusti rispetto alla commedia, in fase di scrittura, avete dei riferimenti, che ne so, Propedeutico inizia lei, propedeuticamente inizia lei e poi... Dobbiamo partire dal presupposto che siamo degli amanti spassionati di Figaro e Picone, ovviamente, e quindi diciamo loro sono i nostri punti di riferimento a livello sicuramente di comicità di coppia. Ovviamente loro, essendo una coppia uomo-uomo, hanno delle dinamiche differenti. Ma anche noi siamo uomo-uomo, cioè sì, nel senso insomma, che da un certo punto di vista sì. Io ogni tanto mi domando dove sia la sua femminilità, no? Amore, non continuare. Sto scherzando. Però c'è insomma sempre questo, poi nel caso vogliamo fare. però sì, loro sicuramente sono dei nostri punti di riferimento a livello di commedia, di comicità. È che voi maschi vi dovete lamentare sempre. Lo vedi, alla fine c'è entrato tutto. Certo, ma io sono entrato dalla marmitta. Claudio! Aspetta, Claudio, fermati! Dobbiamo tornare indietro! Ho dimenticato la valigia verde! C'era tutto il mio mondo! C'è tutto il tuo mondo! Cacci sono minchiate! Qua dentro ci sono minchiate! Si tende sempre a imitare i film americani, invece dovremmo forse riassaporare il gusto di una commedia italiana. Tornare a Germi. Assolutamente. Tornare a Germi e... Adesso vi leggo un po' di domande che sono arrivate dai lettori di Hotcore. Pronto. Prima cosa è quanto è cambiata la vostra vita in questi anni, dopo La Fruitina Sbagliata, ma dopo il successo? Secondo me è diverso l'atteggiamento che la gente ha nei tuoi confronti, perché tu magari hai sempre il tuo carattere, sempre il tuo modo di fare, sempre il tuo modo di essere e dall'altro lato viene vista in maniera differente. Io faccio il lavoro che volevo fare da piccola, quindi è semplicemente avere raggiunto e stare continuando a raggiungere degli obiettivi che mi ero prefissata da piccola, non è un successo che è arrivato così all'improvviso, quindi me lo sto godendo piano piano. Mi vuoi sposare? Vieni qua così, t'ammazzo e poi te ne vai. No, grazie per l'invito, rifiuto l'offerta e vado avanti. Un'altra domanda è, ci sarà una La Fruitina Sbagliata 2, il ritorno? La Fruitina Sbagliata 2 è stata un'idea, però sai quando... non so perché i numeri 2 non funzionano mai, perché o riesci a superarti veramente tanto rispetto o cambi totalmente storia. Anche un po' per scaramanzia abbiamo detto forse quest'idea, magari un Quindi gioco. il 3 direttamente La Fruitina Direttamente il Sbagliata 3, direttamente il 3 siamo... Poi vorremmo anche sperimentarci, cioè comunque in personaggi diversi, in una storia nuova, quindi per il momento. Vabbè, bello. Che tipo di spettatori siete?
Magari al cinema andiamo e certe volte lui vede quelli che propongo io, al contrario. Però cioè, a casa, seduti, a scegliere un film è veramente complicato perché lui preferisce una tipologia e un'altra. Io sono un amante di Ozpetek, di Almodovar, insomma, quindi sono un po' più di cinema d'autore, non so se contemporaneo, se così si può definire, invece lui è la commedia classica. Che l'altro giorno a mezzanotte e mezzo mi sono visto Amici miei, insomma, che voglio dire. Dobbiamo aiutarli a scappare, non si possono sposare! Ma che volete fare? Quanto è difficile essere coppia, dentro e fuori, sempre? Abbiamo trovato un equilibrio, noi stiamo insieme da 6 anni. Abbiamo trovato un equilibrio, io oggi. Stiamo trovando un equilibrio, ci stiamo avvicinando a un equilibrio, stiamo insieme da 6 anni, all'inizio non era semplice perché comunque siamo due persone diverse, quindi vivere insieme, lavorare insieme, stare 24 ore su 24 insieme non è semplice. E comunque il lavoro ci salva a volte dai problemi di coppia, perché mentre noi litighiamo, siamo lì infervorati a cercare di capire chi ha più ragione o meno, poi diciamo, senti, ma questo potrebbe essere uno spunto perfetto per il prossimo sketch. Tanto sai che c'è? Che pure tu sei cambiata. Da quando siamo arrivati qui sei diventata solo università e studio, studio e università. Sei diventata noiosissima, vattene. E tu sei un ragazzino indolente. Tanto non so nemmeno che cosa significa. L'ultima domanda è: perché i lettori di Hotcore dovrebbero andare su Ciglia a vedere La fuitina sbagliata? Ci piace dire che è un film siciliano in cui non si parla di mafia, abbiamo raccontato una Sicilia un po' favolistica, un po' fiabesca e quindi secondo me merita di essere visto per questo. Perché per 1 ora e 20 spengono il telefono e il cervello e si possono semplicemente lasciare coccolare, lasciarsi far divertire. Ok, ultima domanda: ci sarà mai una fuitina giusta? Ma io fuggo tutti i giorni, devo dire, quindi semmai la domanda è quando smetterà Claudio di fuggire da Andrea? No. Ecco, allora mai, però ci sarà? No, non ci sarà mai una fuitina no, giusta perché non le ci cose sarà. giuste non sono divertenti. La fuitina infinita allora. La fuitina infinita, Perfetto. la fuitina Noi infinita. ringraziamo i soldi spicci e La fuitina sbagliata. Olè. Su Ciglia. Grazie a voi.